Tornai amici di Trevignole non è mai massa tardi per imparare il dialetto trentino. Il dialetto trentino è che ha bisogno, a differenza magari di altri dialetti o altre lingue, dei paragoni, cioè dire è una roba così ma come, ad esempio, spuzzare come un bec, puzzare come un caprone, embriac come una sitela, ubriaco come un razzo dei fuochi d'artificio. Sitela è appunto il razzo dei fuochi d'artificio, come pure il lampo, il fulmine. Il paragone è riferito probabilmente all'andatura barcollante dell'ubriaco. Su l'eccesso di alcol è anche embriac come una vacca, ubriaco come una mucca. Il paragone richiama l'andatura ondeggiante del ruminante che procede portando le zampe anteriori verso l'esterno e dando l'impressione di grande insicurezza e indecisione. E dopo che net come un pom, pulito come una mela, ovvero pulitissimo, zidios come un bis, stizzoso come un serpente. La presunta suscettibilità del serpente è presa a paragone della suscettibilità di una persona. Strac come nasen, stanco come un asino. Per sottolineare una grave stanchezza si può usare anche l'espressione strac come una vacca, quindi torniamo al discorso del prima. Parlar come si magna, parlare come si mangia. Il paragone si usa di solito in presenza di qualcuno che si cimenta con un modo di parlare che non si rivela o non è alla sua portata o che vuole essere inutilmente messo in mostra. Tipica l'esclamazione, ma va là, parla come te magni. Reverse come i tedeschi, rovescio come i tedeschi, ossia lunatico o scorbutico, il che prende probabilmente spunto dal modo nel quale vengono costruite le frasi nella lingua tedesca, dove il verbo, il soggetto, il trove, cioè insomma, non si capiti. Un'altra roba, engosà come un pait, ingozzato come un tacchino. Grand come il campanile, grande come il campanile. Tipica la frase non te me fai suddizione neanche se te veni grand come il campanile, ovvero non mi metti in soggezione nemmeno se diventi grande come il campanile. Bever come un lugerin, bere come un lucherino, cioè in maniera modestissima. Ma che ne, cioè mat come una cesta, matto come una cesta, furbo come una volpe, furbo come una volpe, e vabbè, furbo come il bro dei gnocchi, furbo come il brodo di gnocchi. Ovviamente, ironico, il moto viene usato per indicare un citrullo, come pure il seguente, furbo come una lucanica, furbo come una lucanica. Endré come la luna e il mese di marzo, indietro come la luna il mese di marzo. Anche in questo caso la frase intende rimarcare il ritardo bucato mentale di qualcuno. Stonà come una campana rotta, stonato come una campana rotta, dur come il mor. Il paragone è usato soprattutto per commentare il pane raffermo che un tempo certamente non veniva buttato come oggi, peraltro succede anche in tempi di crisi. San come un pesciat, sano come un pesce. Malà come un sasse, ammalato come un sasso, veramente ammalatissimo e perciò immobile, come solo un sasso può stare. Bianco come una pezza del latte, bianco come il colatoio del latte. È evidente che la pezza del latte oggi è del tutto in disuso. In ogni caso l'espressione si impiega per sottolineare il pallore di qualcuno. Si usa anche una forma ridotta, bianco come il latte.
Zalt come encodoni, per definire l'aspetto macilento e terreo di una persona ammalata. Buon come il pan, vabbè, buono come il pane. Correr come una sitela, correre come un fulmine, abbiamo già visto, ma nar come en guindol, camminare di tutta fretta veloce come un arcolaio. L'arcolaio, o almeno il bindolo per dipanare matasse, un tempo era presente in tutte le case. Si muoveva velocissimo e dal paragone con il suo movimento è nata l'espressione di qui sopra. Si trova anche la variante svelto come un guindol, tipica l'espressione te sei in guindol, riferita ai bambini un po' agitati. E per finire, nar come il caval del triga, procedere molto lentamente. Con la parola triga si intende procedere con grande lentezza. Intriga è invece qualcuno che si trova piuttosto in difficoltà, che non sa come cavarsela e il cui movimento è bloccato più che goffo. Liser come una piuma, leggero come una piuma, drit come manek del badil, dritto come un manico di badile, detto di una persona piuttosto curva, gobba, come il seguente: drit come un bazzidom, dritto come un bigoncello. Il bazzidom, o meglio, l'era, il bazzidom, quell'asta di legno un po' ricurva con delle tacche alle estremità per portare due secchi, due ceste o simili sulle spalle. Drit come una vigna da ligar su, dritto come una vigna da legare, e dunque gobbo, visto che lasciati a se stessi i tralci delle viti non sono di certo dritti. Grazie dell'attenzione e alla prossima con modi di dire in trentin, non è mai massa tardi.